È nelle mani del Consiglio regionale del Veneto il destino della Pedemontana, un dibattito che sembra avviato su un binario deciso, quello del sì all'addizionale IRPEF proposta dal governatore Luca Zaia per completare un'opera necessaria alla regione. 95 chilometri di strada veloce di collegamento che attualmente non esiste, che potrebbero essere pronti in 3, massimo 4 anni. Noi proponiamo ovviamente una soluzione, stiamo parlando del più grande cantiere presente oggi in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro. Il Consiglio decida, ribadisce il governatore Zaia, e se qualcuno ha idee migliori le proponga. Con il rispetto dei ruoli, anche con la volontà di dare tutte le documentazioni possibili e immaginabili ai consiglieri affinché facciano approfondimenti, pongano questioni, ma anche propongano delle soluzioni alternative. Se c'è qualcuno che ha soluzioni alternative, noi siamo qui. 3.042 gli espropriati per un valore totale di ristoro pari a 300 milioni di euro, ma solo 60 milioni, spiega il governatore, sono immediatamente esigibili. Se si salva il cantiere, si pagano gli espropri e si chiude la partita anche a questo fronte di oltre 3.000 cittadini. Fra l'altro 300 milioni di euro sono risorse che vanno sul territorio, perché gli espropriati sono di qua, non è che paghiamo gente che è all'estero. E sull'addizionale IRPEF, per cui chiede l'autorizzazione del Consiglio regionale, conclude. Una tassa per un anno, e ho detto anche che è precauzionale, può essere rimodulata e anche azzerata. A me serve un mandato da parte del Consiglio, dopodiché vedremo cosa accade da qui al 31 dicembre nelle trattative.